Sesta corsa, la penultima dall'Arcoveggio, una prova per ottimi soggetti di 3 anni proiettati verso il circuito classico. 7 dietro le ali dell'Autostart, 1 Diana Jet, Roberto Vecchione, 2 Dalia Di No, Carmine Piscuoglio, 3 Divina Trio, Marco Stefani, 4 Dardo Zacca, Alessandro Gocciadoro, 5 Dali Prav, Max Castaldo, 6 Dorothy Bar, Andrea Farolfi, 7 Danza dei Venti, Francesco Pettinari. L'allenamento è completo, si ritrae Dorothy Bar e si parte con Divina Trio che cerca di scavalcare Dalia Di No e ci riesce ad imboccare la prima curva. Divina Trio in vantaggio, Dalia Di No che sbaglia e lascia all'esterno per il momento Dardo Zac che va a presentarsi su Divina Trio. Tende a passare dopo 200 metri passati nell'ordine del 14,5. Dardo Zac in vantaggio 7, nei confronti di Divina Trio, poi Diana Jet, ancora all'esterno Dali Prav, poi Dorothy Bar lungo i birilli. 31 per il primo quarto di gara, con in vantaggio Dardo Zac che ha ottenuto la testa da Divina Trio, la quale segue il favorito. In terza posizione Diana Jet, all'esterno Dali Prav. 600 che se ne vanno in 45,5, con Dardo Zac all'avanguardia, Divina Trio in seconda posizione, Dali Prav allo scoperto che prova a risalire, Diana Jet e Dorothy Bar in attesa allo steccato. Il giro se ne va in 1 minuto e 3 decimi, con Dardo Zac che guida, Divina Trio che lo segue e Dali Prav che, visto il ritmo non troppo sollecito, si mantiene a galla a lato di Divina Trio. Il chilometro passato in 1:15,3 da il leader Dardo Zac che continua a scandire parziali regolari all'avanguardia. Divina Trio sempre seconda, Dali Prav all'esterno, poi Diana Jet a precedere Dorothy Bar. La frazione di là in 14,6 con Dardo Zac che continua in evidenza nei confronti di Divina Trio che sembra voler mettere il naso di fuori. Poi Dali Prav mentre sposta dalle retrovie Dorothy Bar per venire a fare un po' di arrivo. Dardo Zac che entra in retta d'arrivo in evidenza, prova a scattargli addosso Divina Trio, ma Dardo Zac è in controllo. Dardo Zac che vince facile nei confronti di Divina Trio. Poi Diana Jet. 1:13,9, 28,9 gli ultimi 400 metri di corsa, una ripresa di contatto con le piste direi molto soddisfacente per Dardo Zac che aveva lavorato molto bene a Milano. Oggi conferma l'impressione. Alessandro Gocciadoro guida e allena il figlio di Libeccio Griff, di proprietà della scuderia della casa. Il successo in percorso di testa di Dardo Zac che con questa vittoria si proietta verso il Gran Premio Giovanardi. Corre molto bene Divina Trio al secondo, al terzo Diana Jet.